Pronti? 1, 2, 3. Stavolta è buono il segnale e si avvantaggia subito Rasi Almar, veloce fra i nastri. Conquista in breve il comando, ma è altrettanto veloce dal secondo nastro veronese, che va subito a ridosso di Rasia Almar. L'impegna al completamento della curva. Vedremo le Numero decisioni 5, Rasi di Monica Gatti. Almar, squalificato. Sbaglia Rasia Almar nel tentativo di tenere Veronese, viene squalificata e così Veronese può sfilare. Dopo 400 metri quindi il penalizzato in vantaggio, uno dei penalizzati. In seconda posizione rimane Tenastric, sì, mentre più indietro in terza c'è Velasquez Lux che precede Ramirez B. All'esterno invece si impegna Teseo Gas. Più indietro Simia Spritz e Tiffany TR. Cavalli che vanno a completare intanto il mezzo miglio iniziale in 1 e 3. In vantaggio Veronese. Naturalmente il ragguaglio di Veronese, il tempo di Veronese è molto inferiore, essendo partito 20 metri più indietro. All'esterno si impegna sempre Teseo Gas con in scia ora Velasquez Lux, alla corda è rimasto Tenastrixi che precede Ramirez B. Cambia nulla dopo il chilometro in 1 e 19. Veronese in vantaggio. Si trascina sempre Tenastrixi, all'esterno Teseo Gas con in schiena Velasquez Lux, al largo c'è anche Simia Spritz che ha anticipato Ulisse Mar. Poi lungo la corda Ramirez B e quindi Tiffany TR. Siamo ora a poco più di 500 dalla conclusione, c'è il tentativo in terza ruota di Ulisse Mar anticipato da Velasquez Lux. Tanto accelera Veronese a 400 dalla conclusione, cede Tenastrixi, avanza invece Velasquez Lux seguito in terza ruota da Ulisse Mar. Ultima curva a 300 dalla conclusione, cerca di progredire anche Tiffany TR, intanto Veronese è avvicinato da Velasquez Lux, poi Ulisse Mar e Tiffany TR a retta d'arrivo, Veronese in vantaggio, ci prova ancora Velasquez Lux, ci prova anche Ulisse Mar, poi a centropista Tiffany TR, ma vince facilmente Veronese nei confronti di Velasquez Lux e Ulisse Mar. Il discorso l'aveva chiuso probabilmente dopo i primi 250 metri quando è sfilato al comando e Veronese e Michela Rossi vincono agevolmente questa settima conclusiva corsa. Ricordo trofeo For Life Amazzoni, firmando il successo con Veronese. Salvatore Valentino al training, Michela Rossi in salchi. Quota di 4,37 al totalizzatore. Rivediamo le fasi finali dell'arrivo. Primo Veronese, secondo posto per Velasquez Lux, al terzo chiude Ulisse Mar. È tutto per questo convegno di corse all'Arcoveggio.